Eravamo reduci da una lunga giornata fotografica nelle belle terre ennesi alla ricerca di sperdute tracce di Medioevo, fra resti di abitati scomparsi e castelli, quando, in un pomeriggio ormai nuvoloso, pensammo di far visita ad un'antica costruzione oggi quasi del tutto gettata nell'oblio, ai confini delle terre di Piazza Armerina, la Torre della Gatta. Siamo oramai abituati alla ricerca di tali luoghi, in un certo senso dispersi, poiché il loro rinvenimento necessita sempre pazienza ed una buona dose di studio. Infatti, non è mai piacevole affrontare un lungo viaggio per poi non trovare ciò che stiamo cercando. La Torre della Gatta è uno di questi luoghi, dispersi sia nella memoria sia nel tempo, essendo solo nota agli appassionati e agli addetti ai lavori. Ha lo scopo di sfruttare le fertili regioni dell'interno nell'avvio di fiorenti attività agricole. Sin dall'epoca arabo-normanna prende piede il fenomeno dei casali, piccoli aggregati rurali che da semplici avamposti di produzione, con il tempo, si svilupparono in veri e propri borghi feudali, retti da comunità strutturate e quasi indipendenti. Intorno al XII e XIII secolo, i casali arabo-normanni subirono però una pesante flessione a causa delle violenti repressioni avvenute sotto la reggenza di Federico II, per la presenza islamica ancora ben radicata. Nonostante queste battute d'arresto, l'attività feudale riprende e i casali assumono più l'aspetto di potenti masserie fortificate e baronali, le quali rimangono attive addirittura fino al Novecento. In tale contesto, il feudo situato in contrada a Gatta, il cui epicentro è rintracciabile sul leggero altopiano di fronte alla valle del torrente Gatta, da cui prende il nome, probabilmente fu sede di uno di questi antichi casali medievali arabo-normanni. E la sua continuità nella storia può essere ben documentata dagli imponenti resti del feudo, attraverso tutte le fasi ricostruttive e di ampliamento fino a quasi ai giorni nostri. Il toponimo del luogo include il termine molto indicativo di torre, il quale attrasse la nostra attenzione poiché esso era il riferimento ai ruderi di un'antica torre medievale, risalente alla prima metà del Trecento, che successivamente sarebbe stata inclusa all'interno della masseria fortificata. Giunti sul posto, seguendo una breve stradina sterrata, ci trovammo di fronte alle imponenti mura della masseria fortificata, le quali erano così massicce da dare l'impressione di trovarci di fronte ai resti di un castello. Gli angoli del recinto murario erano rafforzati con grossi blocchi di calcare, mentre lunghi bastioni facevano alla loro comparsa larghe finestre murate. All'interno della masseria vi si accedeva attraverso un bel portale in pietra, con i conci decorati a bassorilievi. Lo scenario invernale ci diede un freddo ma al contempo piacevole e benvenuto, attraverso l'ampio spazio aperto circondato dalle rovine. Qui avvertimmo subito che la sequenza di mura alla nostra destra dava l'impressione di una più antica foggia, e avvicinandoci scorgemmo i resti della torre trecentesca, immersi in costruzioni successive. Infatti, già nel XIV secolo, attorno a questa fu eretto un recinto protettivo, fornito di un ingresso monumentale in pietra ad arco a tutto sesto, della stessa foggia del portale principale. Della torre medievale ne rimangono pochi ruderi, ma sufficienti a fornire alcuni indizi sulla sua architettura. Essa, infatti, aveva una pianta quadrata ed era costituita da 2 piani. Il piano terra aveva una copertura a crociera, di cui restano, ancora ben visibili, i pilastri angolari che ne sorreggevano la volta.
poco tempo dopo la sua costruzione, alla quale è riferibile tra il 1310 e il 1340, fu annesso il recinto quadrato in muratura, alto 4 metri, che trasformò la torre in vero e proprio fortilizio militare. Presumibilmente nel XVI secolo fu costruito il portale d'ingresso alle mura con arco a tutto sesto e vennero aggiunti nuovi locali alla corte. Camminando nella fitta erba ci imbattemmo anche in alcuni grossi blocchi cilindrici di calcare, sparsi nei pressi della corte. All'inizio non vi facemmo molto caso, ma successivamente focalizzammo l'attenzione sulla loro possibile origine. In realtà, quei grossi conci erano ciò che restava di un'antichissima chiesa, risalente a prima della costruzione della stessa torre. La torre stava trasformandosi lentamente in una masseria feudale e le sue strutture, così come testimoniato dagli interventi murari, furono utilizzate fino agli inizi del Novecento, per poi cadere nel più totale abbandono, con i conseguenti e numerosi crolli strutturali. Alla vista, i ruderi della torre e del suo borgo stimolarono molta impressione, non tanto per il fatto che quell'insieme richiamasse un'epoca così antica in un'area così remota, quanto per la stratificazione architettonica di così tante epoche e la percezione di monumentalità che quelle strutture emanavano. Di qui si dipartivano strani silenzi e sensazioni differenti a quelle provate in altri luoghi simili, le quali mi è difficile spiegare, poiché questo luogo conserva alcune peculiarità che lo rendono diverso e particolare, sia per l'imponenza delle sue strutture architettoniche, sia per quei vaghi resti di un'antica e misteriosa chiesa. Il tutto accompagnato dalla mestizia di quelle ore pomeridiane di solitudine, che nei miei ricordi restituiscono una scenografia ricca di fascino e di mistero.